2.370.208 euro. A tanto ammonta il contributo che il Comune di Rossano Veneto si è aggiudicato dai fondi del PNRR per l'ampliamento della scuola per l'infanzia. Un progetto, uno dei 9 presentati dall'amministrazione Martini, che va a completare un quadro complessivo che ha visto l'arrivo, per lavori di efficientamento energetico e sicurezza, di altri 600.000 euro dalla Regione e 600.000 euro dal Governo. 2.370.208 euro, che sono una enormità, e che ci permetteranno di ampliare la scuola per l'infanzia esistente. Quindi, accanto ai lavori che stiamo facendo e che potete vedere per il consolidamento, per l'efficientamento energetico e per l'efficientamento sismico di quella che era la scuola di infanzia della parrocchia, possiamo partire anche con l'ampliamento che potrà prendere il via sicuramente nei prossimi mesi, perché il progetto è un progetto esecutivo. Nel dettaglio, su un'area di 850 metri quadrati verranno realizzati 3 aule, 3 laboratori che all'occorrenza diventeranno 6, una sala riposo o multiuso e un piccolo anfiteatro per giochi e spettacoli. Un progetto a bassissimo impatto energetico che vedrà l'utilizzo e il riciclo di materiali recuperati da Vaia. E voi potete immaginare la grande gioia che provo e che voglio condividere con tutti voi cittadini rossanesi. Stiamo lavorando per i vostri bambini, per i nostri ragazzi, per creare degli spazi scolastici sicuri, ma anche belli e soprattutto innovativi. L'ampliamento sarà a nord, verrà livellata quella che è l'attuale Montagnola, verrà creato una struttura moderna, funzionale, a impatto zero. L'ampliamento non interferirà con gli attuali lavori in corso all'asilo comunale.